Sabato 21 agosto, San Pio X. È il 233esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 132 al termine. Il sole sorge alle 6:19, tramonta alle 20:08. La luna sorge alle 20:08, tramonta alle 4:40. Un decreto del Senato Veneto invita il capitano da mar Vittore Cappello a portare a Venezia il capo di San Giorgio Martire, custodito dai papassi greci nell'isola di Egina. Il Senato raccomanda che la sacra reliquia sia tenuta con la persuasione e le buone maniere, non con la violenza o con la truffa. Raccomandazione necessaria giacché i veneziani, ambiziosi di custodire nelle loro chiese corpi di santi e di martiri, non esitavano a ricorrere alla forza o alle più sottili astuzie pur di conseguire lo scopo. Le previsioni per domani. In pianura, cielo da sereno a poco nuvoloso, salvo qualche addensamento pomeridiano soprattutto sulla fascia pedemontana. In montagna tempo variabile con significativi spazi di sereno all'inizio e addensamenti nuvolosi sparsi in seguito. Possibile qualche pioggia, più che altro sulle zone montane a partire dalle ore centrali. Temperature in aumento, specie riguardo le minime in montagna.